NGL Time nasce nel 2009, nasce da un'esigenza per tutte le aziende e dall'esperienza maturata riguardo proprio questa esigenza di dover condividere prodotti e servizi tra aziende. Vanta un patrimonio di circa 200.000 contatti aziendali, 300.000 contatti privati sotto forma di email. Ora, cosa serve questo patrimonio? Per quanto riguarda i contatti, c'è la possibilità da parte delle aziende che condividono con noi questi rapporti di ricevere contatti privilegiati. Ecco perché definiamo un patrimonio questi database, che sono sostanzialmente dei potenziali clienti per le aziende con cui noi collaboriamo. La nostra azienda, occupandosi di email marketing, in sostanza cosa facciamo? Noi creiamo delle campagne email e poi le inviamo a tutto il nostro database, quindi le persone che ricevono la comunicazione vengono a conoscenza del prodotto o servizio dell'azienda che ci paga, in sostanza. Nella nostra azienda ci sono 3 ruoli fondamentali. Io mi chiamo Nadia e sono la titolare amministrativa e mi occupo della gestione tecnica e l'assistenza del cliente. Poi c'è mio papà, che è Luciano, che si occupa della comunicazione commerciale, e poi infine c'è mio fratello Jacopo, che lui si occupa della parte tecnica, quindi della creazione del sito blog, della newsletter, del form, insomma di tutti gli strumenti che noi utilizziamo per fare queste campagne. Facciamo parte del circuito Sardex dal maggio del 2013. Sardex è stata un'opportunità straordinaria per noi come NGL Time. Straordinaria perché avevamo una conoscenza anteriore a questo, venendo dalla Lombardia. Faccio una piccola parentesi: è un'azienda che è nella Lombardia, siamo 6 mesi in Sardegna e conoscevamo il circuito VIR, che è un circuito similare al Sardex. Quindi abbiamo abbracciato con entusiasmo questa idea, conoscendola tramite internet e avendo la vicinanza poi dei ragazzi qui di Serramanna, con cui abbiamo condiviso direttamente alcuni aspetti notevoli che condividiamo pienamente. Per esempio, un aspetto importante di Sardex è quello che permette alle aziende di sopperire a quella che prima di tutto è la mancanza di liquidità, che è un problema attuale, e sicuramente questo è il primo vantaggio enorme. L'altro vantaggio straordinario di Sardex è che permette da subito di avere nuovi contatti, nuovi clienti, nuove opportunità. E poi c'è un vantaggio ulteriore, in questo caso l'abbiamo colto assieme noi come NGL Time e Sardex assieme, nel senso che in Sardegna abbiamo colto che ci sono 2 prodotti di punta fondamentali, che sono il settore alimentare e il settore turistico, che avevano la necessità anche all'interno di Sardex, con diverse aziende significative, di portare il loro brand, il loro marchio anche nel continente, non solo anche in Europa. Quindi per noi è stato veramente qualcosa di straordinario, e qui viene anche il lavoro eccezionale che Sardex ha fatto nel coordinare bene attraverso i broker, attraverso la piattaforma che è molto utile per gli scambi, e attraverso altre iniziative che permettono appunto poi di condividere tutti questi contenuti. Sardex, diciamo che in una parola possiamo definirla un baratto al cubo. Perché un baratto al cubo Sardex? Perché entrano in gioco 3 elementi essenziali. Intanto il concetto di baratto tutti lo conoscono, anche dai ragazzini al più anziano, vale a dire è uno scambio di merce senza l'intervento di moneta. Però Sardex baratto al cubo perché gli altri 2 elementi che entrano in gioco fondamentali sono i crediti Sardex, che naturalmente fanno la parte del leone, e poi l'altro elemento è proprio un aspetto psicologico che spinge sostanzialmente non ad accumulare soldi, ma proprio, come dire, a espandere quelli che sono i contenuti commerciali di un'azienda, quindi a crescere. Ecco perché baratto al cubo, poi permette di non avere, pur non avendo liquidità in euro, di avere degli scambi, ma di crescere sia sotto l'aspetto economico che quello commerciale. Quindi mi piace definire Sardex in una parola un baratto al cubo. Per quanto riguarda i crediti, non troviamo assolutamente nessuna difficoltà a utilizzarli, perché li utilizziamo su 2 fronti. Li utilizziamo sia
per l'azienda, quindi a livello commerciale. Faccio subito un esempio molto, molto vicino, nel senso che proprio da pochissimo si era rotto il PC e abbiamo utilizzato un'azienda Sardex che si occupa di software per ripararlo. Ma soprattutto utilizziamo il circuito Sardex, quindi i crediti, per le spese personali. E da qui posso fare un elenco lungo 1 chilometro. Comunque, per fare un riassunto, noi lo utilizziamo per la spesa, nel senso i generi alimentari, l'abbiamo utilizzato per la riparazione della macchina, per la revisione, l'abbiamo utilizzato per fare acquisti come vestiti, per andare al ristorante. Non abbiamo proprio nessun problema veramente a spendere crediti all'interno del circuito. Non di meno, anzi, il circuito non solo ci ha permesso di spendere questi crediti, ma anche in modo bene, diciamo, ma ci ha permesso anche, grazie all'investimento di questi crediti, di acquisire di fatto anche nuovi clienti, perché parlo soprattutto all'inizio. Molte aziende hanno attivato il nostro servizio proprio perché c'è stata la possibilità che noi siamo andati da loro per acquistare il loro prodotto. Faccio un esempio: abbiamo acquistato proprio il frigorifero, che è stata una delle prime cose, e loro sono stati interessati al nostro servizio e l'hanno attivato. Riguardo un'ulteriore prerogativa di Sardex che abbiamo toccato con mano come NGL Time, riguardo all'enorme vantaggio avuto, e nasce dall'esperienza anche personale nostra, se mi spiego. Venendo dalla Lombardia ed essendo 6 mesi come azienda che siamo qui collocati in Sardegna, ci siamo resi conto che Sardex ci ha permesso, ma questo vale per noi che siamo arrivati al di fuori, ma vale sostanzialmente per tutte le aziende sarde, ci ha permesso di avere dei contatti privilegiati, di collegarci con altre aziende che altrimenti avremmo avuto un'enorme difficoltà ad intercettare, quindi poter condividere i prodotti e servizi che loro vendono, che noi proponiamo e viceversa. Per cui il circuito offre un vantaggio inestimabile, direi, sotto questo aspetto. Anzi, potrebbe addirittura, andando oltre, essere motivo di far sì che alcune aziende che attualmente operano in altre parti del territorio nazionale, dato che una prerogativa è quella di essere comunque un'azienda residente in Sardegna, aprono magari una filiale, ma questo è un aspetto che non tocca a noi, però mi auguro che tutte le aziende sostanzialmente abbraccino l'idea di Sardex e entrino nel circuito Sardex, questo è il punto. Consiglierei il circuito Sardex a tutti. E non solo lo farei, ma lo faccio proprio, nel senso che quando vado in un negozio per un'esigenza immediata, subito mi accerto che facciano parte del circuito e mi piace spiegare come funziona, e vedo che le persone sono davvero entusiaste quando gli spiego appunto come funziona il circuito Sardex. Perché il circuito siamo noi.